Un caso più unico che raro, quanto accaduto ad un minorenne padovano che è stato morso da una foca durante una vacanza in Sudafrica. Una volta rientrato in Italia è stato sottoposto alla profilassi antirabica dall'Ufficio Igiene e Sanità Pubblica dell'USL 6 Ugane. Il minore era stato morso dalla foca durante un'escursione fatta 3 settimane fa in un parco faunistico. Nello stesso periodo, sulla costa sudafricana, era stata rinvenuta una foca morta risultata positiva ai test per il virus della rabbia. Arrivato in Italia è scattata la profilassi d'urgenza in collaborazione con l'ospedale di Cittadella. Esiste la possibilità di vaccinarsi anche post esposizione con 4 dosi e con la prima dose si danno anche delle immunoglobuline. E poi diciamo possibile vaccinarsi anche per esposizione, ovviamente soprattutto per le persone che vanno in contesti ad alta endemia oppure in zone agricole o forestali. L'USL Ugane, allertata dal Ministero della Salute e dalla Regione Veneto, sta monitorando attentamente il caso, che è molto raro in letteratura. La profilassi prevede la somministrazione del vaccino antirabico e di immunoglobuline solo per chi viene morso, non per i familiari, in tutto 4 dosi. Nell'ultimo mese altri 2 residenti in provincia di Padova sono stati sottoposti a vaccinazione antirabica dopo essere stati morsi da 2 cani randagi in zone estere endemiche, a Bali e in Bolivia. Come igiene pubblica, come Dipartimento di Prevenzione, è quello di raccomandare caldamente intanto dei comportamenti da parte dei nostri cittadini che in questo periodo, soprattutto di vacanze, vanno anche all'estero, è quello di non avvicinare gli animali, soprattutto gli animali non conosciuti, i randagi, stare alla larga, diciamo, è se volete, un suggerimento semplice ma di grande efficacia. La rabbia è una malattia pericolosa e mortale che non si vede da anni nel nostro paese. Gli ultimi casi risalgono a circa 10 anni fa.